Allora, volgiamo verso il termine. Consigliere, i tempi per attuare tutto questo, perché appunto l'assessore ha detto facciamo in fretta, giustamente anche lei ha detto bisogna chiudere. Beh, come abbiamo sempre detto, c'era la riforma della sanità che aveva la priorità, sapete i tempi che hanno indotto insomma all'allungamento sono dettati dalla riforma della sanità e subito con l'inizio del 2017, come avevo promesso, ho iniziato subito a fare le audizioni, si sono già fatte tutte, si sono ascoltati tutti e pertanto è solo una questione ora tecnica, ovviamente di confronto all'interno della Commissione per le modifiche. Si cercherà, come ho sempre cercato, poi spero sia possibile, di raggiungere il massimo consenso possibile in modo che poi l'iter in Consiglio sia molto più veloce. Ci auguriamo che non ci sia il secondo jolly, esatto. Quindi speriamo che ci sia buon senso da parte dell'opposizione. Per gruppo? No, per gruppo, quindi per gruppo. Qualcuno Cosa vuol dire per cittadini? Jolly vuol dire che non c'è contingentamento nei tempi. Vuol dire ripetere l'esperienza del PDL 23 mesi, più o meno. Perché se non ci fosse questo io credo che la discussione in Commissione con tutti i sedi di caso, però che trovi insomma una condivisione più larga possibile, sapendo che c'è una maggioranza anche, però no, perché qualche volta l'opposizione bisogna ricordarglielo che c'è anche una maggioranza, e io credo che potrebbe benissimo essere licenziata la Commissione per andare in Consiglio entro al massimo maggio, giugno, insomma, poi per andare in Consiglio. Ribadisco, la Commissione è fatta di tanti commissari, il problema la Commissione lo risolve anche velocemente sull'approvazione, l'iter in Commissione si allunga quando si cerca appunto di trovare condivisione per poi magari correre più veloce in Consiglio, perché è lì che poi si rallenta il tutto se non c'è la volontà, no, di dare seguito in maniera veloce. Se c'è il contingentamento, se c'è il tempo normale, abbiamo le 30 ore e quindi nel giro magari di una settimana, 15 giorni in Consiglio approvi anche la legge. Ma se pongono il jolly, come è stato fatto con la riforma della sanità, sapete, oltre 2000 emendamenti. Sono due cose diverse. Ma sapete, poi alla fine sono riforme molto sentite. Dove più che il contesto, cioè è una questione politica, molto spesso pensiamo che abbiamo perso circa 3 mesi e più, quasi 4 mesi, nella riforma sanitaria discussione, solo per la discussione che si voleva un ULSS in più su Verona, cioè la suddivisione, ecco, non sull'insieme del progetto di legge che era fatto di molti articoli, ma su un punto preciso che era l'ULSS Gardesana, se non ricordo male. Sì. Quindi, però dopo si sono portate a casa quelle altre due che con il modello che quelle le avevamo già poste sul maxi emendamento quando noi l'abbiamo presentato. Noi riapriamo una ferita sul modello sì, della lei deve convenire una cosa. Delle ASL. Maxi emendamento della maggioranza in Commissione già presentava le 9 ULSS. Non abbiamo modificato quello che era il maxi emendamento. E diciamocela chiara, perché dopo se no chi ascolta non capisce. Quando siamo arrivati alla discussione di chiusura della prima parte non se n'è mai parlato di modifica delle ULSS, è una novità del dopo vacanze estive, quando ci siamo ripresentati a settembre in aula, cioè sulla discussione. Però, mi scusi se interrompo, però adesso, mentre abbiamo fatto diverse trasmissioni, io ho partecipato anche insieme a lei e all'assessore e abbiamo scoperto anche da alcuni servizi che questa rete ha fatto fra le persone che era poco capita, diciamo, dalla gente comune, perché non capivano bene cosa significasse questa riorganizzazione. Questa invece rappresenta, insomma, una bella fetta di popolazione, perché ricordo che gli over 65 in questa regione sono una bella fetta e nel giro di pochi anni sono aumentati del 20%. Quindi, siccome è una fetta che conta, che va a votare, io spero tanto che appunto la politica, e poi, come si è detto in questa trasmissione, il sistema sta rischiando di implodere e invece noi vogliamo salvaguardarlo. Io spero che questa cosa la si capisca. Do atto all'assessore che ha aperto i tavoli con le organizzazioni sindacali e cercherà per quel versante lì, insomma, di provare a mediare, a trovare delle soluzioni mediate su punti che sono salienti, che sono ancora quelli su cui forse c'è la massima distanza, e anche per impedire che vengano sottratti i soldi dal settore. Ma
del punto di vista politico, cioè a maggior ragione i tempi dovrebbero essere... Ma No, noi certo, ci siamo, volevo solo dire, no, perché questo. poi sennò sembra che noi non gente la ascoltiamo. capisce Non sta ascoltiamo. partita qua, ecco, questo Guardi che voglio nella dire. riforma, io ho un difetto, che Sì. tendenzialmente ascolto e leggo tutto. Sì, Quindi anch'io. nella riforma della sanità tutto ciò che è arrivato, tanto che ho fatto la statistica addirittura delle proposte che arrivarono non solo dai sindaci ma tutte le organizzazioni, ho fatto la statistica di cosa chiedevano, perché magari uno lo diceva in un tono acceso, in un tono minore, ma tutti dicevano per la stragrande maggioranza 3 cose che abbiamo inserito nel maxi emendamento. No? Bene, la stessa cosa rivale per la riforma delle IPAB. Non è che ciò che è avvenuto in audizione è lettera morta, è lì. Tanto che io chiedo sempre atti, no? Chiedo che portino dei documenti perché viene letta, viene guardata, l'assessore fa lo stesso, osserva, guarda e si cerca, quando si va ovviamente nella correzione del PDL 25 in commissione, si cerca di integrarlo con quello che è le sensibilità maggiori che si sono trovate, portare gli aggiustamenti, insomma. Molto spesso si ascolta e anche si condivide con l'opposizione perché il senso critico dell'opposizione è sacrosanto. Dopo, quello che volevo dire, determinato questo, che io dico, bene, maggio-giugno può essere liquidato dalla Commissione, se subentrano le questioni politiche, come facevo prima l'esempio della Gardesana, che non era un concetto di struttura della riforma politica, il problema va al di fuori di quello che poi è il senso di ragionamento della riforma, no? Cioè, se entri nel contesto politico dove ti pongo il jolly, perché? Perché devo farti vedere che, insomma, in qualche modo posso crearti l'opposizione. Se un accordo sindacale, le fino- parti sociali lo sosterrebbero, come abbiamo fatto con l'invecchiamento attivo. Certo, ma come del Per resto esempio. mi pare di aver visto sulla riforma della sanità che a un certo punto l'avete detto anche voi pubblicamente, no? non È c'era ora il di dire tavolo di basta. confronto con Però, le parti sociali, siccome lei mi ha c'era chiesto i il tavolo. tempi, ha detto Sì. che poi ovviamente di fronte ai tempi che diciamo sarà sua premura ricordarcelo in ogni situazione, io dico che la Commissione e l'assessore stanno lavorando affinché la riforma abbia la massima velocità possibile, affinché già giugno, luglio possa essere anche in aula in consiglio. Però non è ovviamente nostro potere stabilire le tempistiche di consiglio, perché se si pone un jolly in consiglio... Dopodiché, e poi ci sono le eccezioni, come voi sapete adesso non era mica previsto, l'eccezionalità della pedemontana, che quindi comunque ha rubato settimane, le urgenze che arrivano. cioè nel senso quelle potrebbero far slittare, però facciano anche slittare di un mese, vuol dire che sarà un mese in più, però comunque abbiamo una proiezione, insomma. C'è una tempistica stretta. Se l'idea è sempre stata quella che entro quest'anno la riforma sia fatta, quindi, insomma. ecco, quindi può essere il mese in più se c'è l'emergenza leggere come è fino stata a fine adesso, dell'anno? però Presidente Casarin, cosa Noi abbiamo messo in atto degli accorgimenti che avremo Il Presidente sempre è un osso duro, una è uno di quelli una che prospettiva. Io è volevo un solo fondista. approfittarne, visto che abbiamo È un fondista. 2 rappresentanti importanti, no, il Presidente della Commissione e l'assessore, del quale l'assessore ho una simpatia particolare perché è pratica, è molto concreta, perché la conosco questo è e vero. io ammiro quelli che vanno a fare politica ai più alti livelli che hanno fatto gli amministratori locali perché sono sempre concreti. Ecco, io le faccio presente che tengono conto di un riequilibrio tra le posizioni del pubblico e privato. Non è che si voglia che il pubblico abbia i contributi senza significato o così tout court, ma che ci sia un riequilibrio, che ci sia una valutazione anche sui nuovi posti. Non si può allargare la maglia perché diventa un cannibalismo, e questo è un servizio alla persona, che non si può fare cannibalismo. E la terza cosa è quella di puntare sui centri di servizi che diventano appunto proprio erogatori di una gamma di servizi di tutte le necessità dell'individuo, del singolo. Quindi anche chi non ci crede diventa importante. Ad esempio, parlavamo prima dell'URT, che io ringrazio ancora perché ci ha dato una risposta positiva, no? Ma anche l'ospedale di comunità, perché lo tocchiamo con mano, senza contare, prima qualcuno ha fatto il passaggio, non mi ricordo, dell'assistenza domiciliare. Stiamo anche noi valutando, ad esempio, di farla per i comuni, perché adesso c'è tutto quel dibattito che si apre, chi fa l'assistenza, la socialità, perché nell'alta era delegata all'USL, adesso
vediamo di aprire un tavolo per capire se anche le case di riposo possono assolvere, e io credo che sono in grado, no, di fare sia l'assistenza domiciliare e anche altri servizi a casa. Assolutamente. Ecco, è importante per i cittadini che sia tutto visto in proiezione di quello che sta avvenendo, quindi di questi dati di aumentare, che le persone anziane diventano sempre più numerose e non hanno anche in proiezione disponibilità economica, perché sempre più, vista la riforma, se non si cambia qualche cosa a livello nazionale, la riforma Fornero è stata un po' disastrosa e quindi avremo pensionati con sempre meno disponibilità economica. Una battuta in chiusura, Rita Turati, poi anche a lei. No, che velocissimissima. Velocissimissima, dico che appunto, essendo che io faccio la mia parte, sono lo SPI CGIL, quindi rappresento i pensionati, e che i pensionati ormai in questa regione rappresentano più di un quarto della popolazione, che da un lato è un bene, ovviamente, perché è anche una vittoria personale, no? Ma dall'altro portano con sé maggiori bisogni. Quindi questa parte della rete dei servizi assistenziali da un lato, e in particolare le IPAB, devono appunto avere, siccome le condividiamo a maglie larghe, poi vediamo sulle singole questioni specifiche dove si precipita, ma il tavolo mi conforta, bisogna che abbia tempi stretti, così come risottolineo il fatto che i tavoli di confronto con le parti sociali che si sono fatti quando si trovano mediazioni sociali fra le parti, appunto, producono cose positive. L'altro pezzo che è in attesa, ma mi pare di aver capito che è stato votato oggi in è stato votato oggi, è l'invecchiamento attivo. Quindi questo bisogna dare atto alla concretezza dell'assessore, come diceva, che ha dato vita ad un altro pezzo di pregio. No, è per quello che abbiamo finito tardi la commissione, perché si è ovviamente togliamo anche il merito. Quindi possiamo dirlo, quindi la prossima volta approfondiamo l'invecchiamento attivo con gli estremi, così sviluppiamo anche questa legge. Una battuta anche a lei, segretario. Una riforma che vada verso e che realizzi le APSP, quindi la trasformazione delle IPAB in APSP. Teniamo presente che il ruolo delle lavoratrici è fondamentale per quella qualità del servizio che prima diceva anche il Presidente, e questi servizi particolari che stiamo dando in questo momento e che vorremmo continuare a dare. Ecco, solo una cosa, sarà possibile secondo lei che si raggiungano delle possibilità di formazione e di qualificazione anche della dirigenza? Cioè figure specialistiche di cui si parlava? È necessario, cioè io vorrò l'albo regionale dei dirigenti, quindi le persone preparate di un albo regionale su cui loro potranno accedere, quindi le strutture potranno accedere perché avranno determinate caratteristiche, perché ripeto, per evitare quello che è successo in passato. Evitare quello che è successo in passato, ma anche per dare, se vogliamo dare corpo a tutta la riforma e a questi centri servizi, dobbiamo mettere anche qualità di management. Assolutamente. Siamo giunti al termine. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, di averci aiutato a comprendere questo capitolo importantissimo. Ne riparleremo naturalmente. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito. Come sempre appuntamento. Continuate qui dopo la pubblicità, c'è un altro pezzetto di trasmissione, per appuntamento domani. Grazie.